Sono Patrizia Secci, vivo a Padria, in un paese a 60 km da Sassari, e sino a qualche anno fa ho svolto per 25 anni la professione di geometra. Non ho potuto svolgere gli studi appropriati perché a Padria purtroppo non c'era un istituto d'arte, un liceo artistico. La mia passione artistica nasce sin da piccola. In casa mia mamma cuciva, faceva la sarta praticamente per noi. Mia mamma poi le cose non me le ha fatte più perché purtroppo si è ammalata. Allora mi compravo qualcosa e iniziavo ad abbellire, a modificare, perché cioè, io dovevo avere sempre una cosa dove c'era quel particolare, cioè non doveva essere uguale a quelle degli altri, perché anche mia mamma era così, quando mi faceva le cose ci metteva sempre qualcosa di, insomma, di diverso, perché anche lei aveva questa mania se il modello era, che magari il cartamodello era in quel modo, lei cercava sempre di modificarlo. Dunque io, vedendo lei che faceva così, anch'io ero fatta così. E dunque facendo queste cose, che so, compravo un paio di scarpe e tutte me le rivestivo col tessuto, le volevo sempre diverse. Infatti mi dicevano tutti così, tu, dice, strano che non hai il particolare. Sono sempre stata così.